presenta la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Presso la sala convegni del Caffè Pedrocchi nel cuore di Padova si è svolta la presentazione In Egitto con Belzoni, famoso egittologo dell'Ottocento che gli amici dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie infantili, faranno rivivere ripercorrendo i luoghi e le scoperte attraverso le due ruote di 7 cicloamatori, i quali affronteranno i 1800 km di deserto egiziano. La spedizione ciclistica, come al solito, è stata organizzata dalla spumeggiante creatività di Franca Lovisetto dell'agenzia Event di Fontaniva. Molte le autorità del mondo politico, culturale e sportivo che si sono stretti a questo evento che ha finalità benefiche nei confronti dell'associazione padovana. La spedizione partirà il 30 di ottobre con un volo presso la capitale egiziana, dopodiché la carovana composta dai 7 ciclisti accompagnati da uno staff medico e organizzativo entrerà nello scenario egiziano lambendo le rive del Nilo, alla scoperta del padovano Giovanni Battista Belzoni. L'Associazione Italiana contro le leucemie di Padova, AIL Veneto, nasce nel 1975 dall'impegno di genitori che hanno avuto un figlio malato di leucemia o di altre malattie maligne. In quegli anni, infatti, si presentò per la prima volta il problema assistenziale degli ammalati di leucemia, perché soltanto allora si cominciò a prolungare la vita ed a guarire percentuali sempre crescenti, soprattutto fra i bambini. Tutto ciò ha creato esigenze strutturali, reparti, degli hospital, di preparazione del personale con medici e paramedici, di supporto alle famiglie costrette a lunghe e costose cure, con viaggi o per l'acquisto di farmaci non mutuabili e non reperibili in Italia, facendo nascere la necessità di assistenza assidua all'ammalato. Essendo lo Stato in parte assente, l'AIL di Padova ha colmato queste lacune fornendo un fondamentale aiuto al centro di oncoematologia di Padova, unica struttura regionale ufficialmente riconosciuta per la cura e lo studio delle malattie maligne pediatriche, favorendo anche il sorgere di un nuovo reparto. Tra i principali obiettivi che l'AIL di Padova si prefigge è di raggiungere ogni anno per rendere quanto possibile l'esperienza di questa grave malattia il meno faticosa possibile. Quindi l'AIL è attiva per contribuire alla formazione del personale medico e paramedico, con borse di studio, congressi e aggiornamenti. Dotare il laboratorio e le corsie del centro con le attrezzature più moderne, dare piccoli contributi alle famiglie in difficoltà economiche, acquistare farmaci speciali, gestire 4 case di accoglienza, tutte nelle immediate vicinanze del centro leucemie, per permettere a 18 famiglie residenti lontano da Padova di soggiornare in città durante i periodi di ricovero, specialmente durante il trapianto di midollo. Organizzare nel periodo estivo soggiorni in montagna per i bambini particolarmente provati dalle cure. Subito dopo la pubblicità vi daremo conto della spedizione dello scorso anno che vide i ciclisti dell'AIL affrontare la spedizione che partiva dal Monte Grappa per dirigersi in Romania, alla scoperta del soldato Peter Pan. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini.
Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Fu all'inizio dello scorso secolo che il Monte Grappa venne consacrato alla Madonna. Il saccello di marmo bianco fu benedetto dal patriarca Giuseppe Sarto, che divenne poi Pio X e che, seppur pacifista, non riuscì a fermare la guerra, che anche sul Grappa fu aspramente combattuta. Sono migliaia gli eroi che riposano nel sacrario del Monte Grappa, dove, fra quelle degli oltre 22.000 caduti, c'è anche una piccola tomba, sopra la quale è scritto un nome che risveglia la fantasia di grandi e piccini: Peter Pan. Da anni questo nome è legato ad un piccolo mistero, quello dei fiori, dei sassi e delle conchiglie che mani ignote recano davanti alla tomba che lo porta. Si comincia a scavare nella storia e si scopre che questo soldatino della Honved ungherese era arrivato da un paese lontano, allora in territorio d'Ungheria, ma di terra romena, Rusca Montana. Da questi ricordi nasce una piccola storia scritta da Ferdinando Celi. Una storia che per Franca Lovisetto è diventata occasione per organizzare la 6ª spedizione ciclistica I 1000 colori della vita, in viaggio tra fiaba e realtà con Peter Pan, un mistero che non è mai stato svelato e che lascia senza risposta la domanda: che ricordi nascondono questi 3 oggetti? Una storia delicata, nata dall'amore per un destino amaro, per una terra lontana e sconosciuta e da tanta nostalgia. Così prende forma l'idea di ripercorrere a ritroso la strada compiuta dal soldato Peter Pan, partendo dal Monte Grappa e andando verso Rusca Montana, per consegnare una ampolla di vetro contenente la terra del Colcaprile, dove questo giovane di 21 anni, il 19 settembre del 1918, ha chiuso gli occhi per sempre. Questo viaggio di circa 1300 km vuole essere una testimonianza di solidarietà. La solidarietà che l'AIL, Associazione contro le leucemie di Padova, mette in campo a favore dei bambini leucemici nel centro oncoematologico pediatrico di Padova. Sono 7 ciclisti e il loro seguito di mezzi motorizzati ad affrontare questa avventura, 6ª in ordine di tempo, di un ciclo che ha avuto inizio nel 2003 e che ha condotto le carovane dell'AIL per le strade d'Europa e del Medio Oriente, sempre con lo scopo di portare il messaggio d'amore e di solidarietà dell'associazione. È il 20 agosto, giorno della partenza. Raggiungiamo il sacrario del Monte Grappa, dove già di buon'ora ci aspettano autorità e tanti sostenitori. In testa il direttore del sacrario, il maresciallo degli Alpini Diego D'Agostino. Il cappellano, davanti al saccello della Madonnina, benedice gli sportivi e tutti i presenti. Dopo il commosso omaggio alla tomba del soldatino che ha ispirato l'iniziativa e dopo aver preso in consegna l'ampolla con la sacra terra del Colcaprile, scatta il via tra le strette e tortuose strade del versante nord del Monte Grappa, tra boschi e pascoli, verso Feltre, Belluno e Pieve di Cadore, prima sosta del viaggio. Una piccola ma grande comitiva, composta oltre che dai 7 ciclisti, anche da altri 7 accompagnatori al seguito, a bordo del camper, del pulmino e della moto staffetta. In questa prima tappa non possiamo fare a meno di sostare un attimo a Longarone,
dove lassù, la famosa e triste diga del Vaillant sembra essere un ammonimento alla presunzione umana. Poi via, verso Pieve di Cadore, dove pernotteremo. Nell'albergo incontriamo il ministro Giulio Tremonti e anche con lui non possiamo fare a meno di parlare del nostro viaggio, del suo scopo e della solidarietà dell'AIL. E naturalmente gli consegniamo una copia del libro Soldato Peter Pan ed una statuetta di Peter Pan con la drappella dell'AIL. È bellissima l'alba di questo secondo giorno di viaggio e alle 7 siamo già pronti per partire. Ci attendono 140 km per arrivare a Oberdrauburg, in Austria, attraverso San Vito di Cadore, Cortina, Dobbiaco, San Candido, Linz, dove percorreremo splendide piste ciclabili. L'impatto con Cortina è simpatico. Bicicletta alla mano lungo il corso, i turisti ci guardano incuriositi. Qualcuno ci chiede anche notizie. Ascoltiamo un musicista cadorino intonare canzoni popolari suonando dei campanacci. E mentre i ciclisti usciti da Cortina seguono la pista ciclabile, il resto della comitiva arriva a Cima Banche e prepara lo spuntino. Poi ci separiamo di nuovo e ci incontriamo a Linz, per poi proseguire per la sosta serale di Oberdrauburg in Austria. Alla frontiera di Cenad ci aspetta la troupe della TV nazionale rumena TVR, che d'ora in avanti ci accompagnerà nel nostro cammino. La troupe è formata dalla giornalista Diana, l'operatore Giulio e Roxa, l'autista. Qui Ungheria e Romania sono simili. E il paese di Cenad ci offre un'immagine d'altri tempi. Ci fermiamo a Bieled per la sosta pranzo e facciamo festa ai nostri ospiti romeni, incuriositi dalla nostra cucina mobile, dove prepariamo una bella spaghettata. Ma il momento clou, più bello e inaspettato di questo viaggio, è l'incontro con Daniel, un ragazzo di 24 anni di Timișoara, che dopo aver visto le bandiere dell'AIL si è avvicinato per ringraziarci. Scopriamo così che lui stesso, colpito dalla leucemia, ha conosciuto l'AIL quando è stato ricoverato a Pesaro, dove grazie alle cure ricevute e all'autotrapianto di midollo è guarito. Armenio e Franca si appassionano alla sua storia e lo invitano alla conferenza stampa che si terrà domani a Lugos, quale testimone del messaggio che portiamo in Romania. L'incontro con Daniel ci ha scaldato il cuore.
Più tardi arriviamo a Timișoara e la attraversiamo, trovandola più grande di quanto ci aspettassimo e anche un po' caotica e rumorosa. Qui passeremo la notte. All'alba del 10° giorno ci sveglia il rumore della pioggia che abbassa un po' l'umore di tutti. Speravamo di poter percorrere almeno la parte finale del viaggio con il bel tempo. Causa lavori che stanno trasformando la strada statale E70 in autostrada, per arrivare a Lugos dobbiamo prendere una strada secondaria, stretta e trafficata. Vicino a Lugos ci aspetta Mirela Dragota, giornalista del settimanale Actualitatea, che ci ha già seguito nel nostro progetto con diversi articoli e fotografie. Grazie a Mirela e ai suoi 2 colleghi fotografi giungiamo a Lugos che è mezzogiorno. Nel frattempo Mirela e la redazione hanno già organizzato la conferenza stampa nel teatro comunale, dove sono presenti la direttrice dell'ospedale di Lugos, Delia Radiu, il pediatra Ion Borosteanu, il presidente del Rotary di Lugos, Abin Gaios, e i giornalisti di testate locali. Porta la sua intensa testimonianza anche Daniel Danica, il ragazzo conosciuto ieri e curato dall'AIL di Pesaro. A fare gli onori di casa è la giornalista Mirela, che presenta Franca e Armenio, i quali a loro volta espongono i principi umanitari che ispirano l'AIL e la sua azione nella lotta contro la leucemia. I medici romeni hanno dato subito la disponibilità all'avvio di una collaborazione tra l'ospedale di Padova e quello di Lugos. Una collaborazione che trova subito occasione di concretizzarsi nel momento in cui il presidente del Rotary Club ci presenta Ilario Stenche, un 14enne ammalato di leucemia che Armenio, in nome dell'AIL, si rende disponibile a segnalare al reparto oncoematologico di Padova. Verso sera arriva a Lugos la delegazione partita da San Nazario ed accompagnata da Ferdinando Celi. Il loro pullman, a causa delle strade sconnesse, non era riuscito ad arrivare in tempo per la conferenza stampa. Ci troviamo tutti insieme a cena nel salone dell'antico Hotel Dacia. Questo incontro è stato un momento davvero emozionante e ci dispone nel migliore dei modi all'ultima tappa, quella che l'indomani ci porterà finalmente al paese del soldato Peter Pan.
A Ruska Montana ci aspettano per le 11, così partiamo alle 7:30 da Lugos. Siamo una carovana piuttosto numerosa ormai. Con noi ci sono anche la troupe di TVR e Mariela, che ci farà da interprete, e la comitiva di San Nazario. Alla prima sosta mattutina, un gruppo di bambini incuriositi ci raggiunge e Franca dona loro dei cappellini AIL. Facciamo la foto. Con questo. Dopo la sosta, proseguiamo verso Ruska Montana. I ciclisti pedalano a ritmo sostenuto e alle 11 siamo già alle porte del paese. Gianni scende di bicicletta e bacia il suolo, come promesso nei momenti di maggiore difficoltà del viaggio. Un gruppo di ragazze nel costume tipico dona rose e garofani a tutti noi. Un'accoglienza colorata e calorosa in un'attesa, completata dalle musiche della banda locale e dall'allegria di molti bambini che sventolano le bandierine dei due paesi, Italia e Romania. In prima fila è il sindaco del paese, Dorin Ekovici, e accanto a lui Ferdinando Celi, il padre spirituale del soldato Peter Pan, nonché gli assessori di San Nazario e Fontaniva. Dopo una breve cerimonia religiosa nella chiesa ortodossa, tutti assieme raggiungiamo in corteo piazza Montegrappa, così chiamata in ricordo del soldato Peter Pan. Dopo alcune danze folcloristiche di benvenuto, prende il via la parte ufficiale della cerimonia, con scambi di doni e ringraziamenti. Ma il momento più emozionante e importante, il sigillo cerimoniale della nostra spedizione, è quello della consegna dell'ampolla contenente la sacra terra del Col Caprile al sindaco di Ruska Montana. Ed è grande la sorpresa quando ci accorgiamo che dall'ampolla di vetro fa capolino un piccolo fiore, appena germogliato. A noi tutti questo segno di vita sembra un intonato omaggio del destino a quella giovane vita stroncata nel fiore degli anni su quel colle del Grappa, e allo stesso tempo anche un messaggio di speranza per quanti soffrono nella malattia. Ma per noi della spedizione ciclistica il tempo è tiranno più che mai, poiché abbiamo un altro impegno da onorare, alle 18 ad Arad. Quindi dobbiamo partire. Lasciamo Ruska Montana in un'atmosfera di gioia e di commozione. Ci portiamo dentro la traccia indelebile di questo incontro, nato nel segno della solidarietà e della fratellanza. Di sicuro non lo dimenticheremo. Resterà nei nostri cuori e nella nostra memoria, accanto alla bella storia di vita e di speranza che lo ha ispirato e che è nata da un nome magico ma reale, Peter Pan. Raggiungiamo Arad in camper e in pulmino. La parte ciclistica del viaggio ha raggiunto la meta.
Anche se è tardi, da Ruska Montana ad Arad sono oltre 200 chilometri, lì ci hanno aspettato con pazienza il rettore dell'Università di Vest, Vasile Goldis, e altri suoi collaboratori. Ad Armenio e Franca vengono consegnati 2 diplomi ad honorem. Ma questa visita, seppur veloce, serve soprattutto a gettare le basi di una futura collaborazione in campo medico-scientifico tra Padova ed Arad. Questa è l'ultima nostra sera in Romania e una deliziosa cena offertaci dai padovani locali suggella la nostra avventura. Prima di partire definitivamente, visitiamo l'incantevole centro di Arad. Ora, durante la strada di ritorno, ci rimane addosso una piacevole sensazione di leggerezza, perché le emozioni, non solo di questa giornata ma di tutto il viaggio, si accavallano ai pensieri positivi e felici che lo hanno ispirato. Con questa sensazione ci sembra quasi di volare, pure noi come faceva Peter Pan, in quell'isola perduta che dopo questo viaggio abbiamo finalmente trovata. Dopo l'esperienza romena, il ricordo del soldato Peter Pan ritorna a Colcaprile, a 90 anni dalla sua morte. Sulla sommità del monte, il sindaco di San Nazario Torino Bombieri e il sindaco di Ruska Montana Dorin Ecobici, assieme a tanti amici, scoprono una piccola lapide a ricordo del giovane soldato, arrivato da un paese lontano portandosi addosso quel nome fiabesco, e che qui ha trovato la morte, e nel cui ricordo si sono realizzate tante iniziative. Prima tra tutte, la nostra spedizione ciclistica di 1300 km, attraverso la quale il messaggio di umana solidarietà dell'associazione AIL di Padova ha potuto attraversare tanti paesi europei. Nell'occasione, la Croce Nera austriaca conferisce l'onorificenza Ehrenkreuz a Franca Lovisetto, Dorin Ecobici e Ottorino Bombieri, mentre a Ferdinando Celi, che questa onorificenza aveva già ricevuto, viene conferita ora la Grosse Ehrenkreuz, in segno di ringraziamento per aver riportato alla luce la piccola, grande storia del soldato Peter Pan, sepolto nel loculo numero 107 del settore austro-ungarico del grande sacrario cimitero di Cima Grappa.